Piccoli dai, che siamo in onda, piccoli dai. Buonasera a tutti quanti, a quelli da Drio e a quelli davanti. Buonasera con i nostri cloni Bronsetta e Quertina. Buonasera al capo ufficio, buonasera ai saldadori. Buonasera ai nati stanchi, buonasera ai saltimbanchi, buonasera ai nostri franchi. Sì, buonanotte. Insomma, stiamo tutti quanti bene, in buona salute, de corpo e de mente. Invece noi siamo qua appunto con i nostri cloni, come che diceva Roberto, Bronsetta e Quertina. Come se andai ieri? Bene, così bene, a posto. Io ti dico che qua i dio ciappare, ma qua i dio ciappare, ma mi porta via il posto. Ho visto che il medaglia, mi bastona. Andiamo avanti invece con le notizie, Roberto, perché ne abbiamo tantissime. Ti ho visto anche ieri sera, seguiamo a Cavallai e anche cominciare a arrivare fax e telefonate per le robe vecchie di una volta e per il allora, si torniamo. I cani non possono più abbaiare. A Villafranca, abbiamo visto. A Villafranca de Verona e il sindaco fissa gli orari per i latrati e che se pesanti multi per i paroni distratti. I vicini litiga perché il can sbaia. Adesso non c'è più problemi, basta una ordinanza e si sistema tutto. Così che pensare il sindaco di Villafranca de Verona, Maurizio Fancincani. Fancincani? Dal nome dice tutto. Infatti è che fissa perfino gli orari dove che i cani puoi sbagliare. Cioè un cane può sbagliare solamente non può sbagliare dalle 13 alle 15 e non può assolutamente sbagliare dalle 23 alle 8. E che c'è multe che può arrivare fino a 1 milione quanti skate, tanti skate. C'è un problema. Il problema adesso è rispettare l'ordinanza. Come se chi farà? Come se chi fa i paroni? Come se chi fa i paroni? Come fai? E dimmi, come fai? Come fai si parla? E che metteranno a Musaroa con silenziatore. No, cosa potremmo dire a sto caro sindaco Fancincani? Fancincani. Cosa ho voluto dire? Che cani non mangia Fancincani. Vabbè, una roba tremenda sta qua. Indulgenza al volo. Ecco, per l'anno santo, nell'elenco ufficiale dei CESE, dove che si può ottenere l'indulgenza plenaria, le sta inserita una roba a sorpresa anche a Capea dell'aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino. Anche che? A Capea dell'aeroporto del Fiumicino. Se uno sa Capea che arriva in aeroporto a Fiumicino, uno che arriva là può dare. Così se uno si impressa fra un aereo e l'altro e vuole ottenere la rimissione dei peccati, finalmente puoi ottenerla al volo. Questa cosa è utile e importante. Fregoetta. Ecco qua, Fregoetta, la nostra Bronsetta, stasera lese a Fregoetta per tutti quanti sono amici. Ecco, dimmi. Le parti del discorso setante. Il verbo, l'attivo, il nome, il cognome, l'indirizzo, l'avverbio e il proverbio. Molto utile. Sta attento questo qua, te lo conosce. Ecco, mi sembra un'altra notizia. Cervino di famiglia. Cervino non si riferiva ai corni dovuti all'infedeltà familiare, bensì al Monte Cervino e in particolare alla parete valdostana che sta scoperto essere di proprietà privata di ben 2 famiglie, i Macquignaz e i Frassi, i quali che eredità il monte dagli avi e non ha nessuna intenzione di venderlo, a meno che non arriva un bell'arabo, uno che ha quanti skate, anzi di più, che abbia un smerdaro di skate, che abbia intenzione di mettere una sbarra di accesso e farsi pagare il pedaio. Ma ora, quando che io ero piccolo e mia nonna mi diceva vada che il cervino del tuo nonno, cosa volevi a dire? Cioè, come diceva vada che il cervino... Voleva dire che era un uomo grande. Sì, un grande, forte. Uno con una tempra, con una roccia dura. Mi ricordo che una volta che io domandava nonno, mi può andare a scuola che avrei bisogno dell'enciclopedia. Sai cosa mi ha risposto? Piete che da andare, qua l'enciclopedia. Adesso invece se colleghiamo con Luigi Nardo, ma prima di collegarsi con Luigi Nardo, ieri sera Luigi ne ha presentato un sugo, Fregoetta e Quertina, che si chiama Amusetta. Conosci Amusetta, Valdi? Amusetta? Sì. Conosci? Sì. Con Amusetta, Valdi? Tutti i giorni, vero? Sì. Questo qua cosa seo? Che sugo seo? Volante della PlayStation. PlayStation. Luigi? Ecco Luigi, siete collegato? Ecco collegato. Luigi, che ti sentivo PlayStation, ti?
Anche una volta che era PlayStation. Mai. Cosa si giocava una volta? Una volta si giocava, e questo sempre perché ascolto i vostri consigli, che vengono qua anche per imparare. Sì. Una volta si giocava per esempio schiaffetta, che non era pericoloso come la musetta. Si correva un rischio che se ho un minuto di tempo faccio ora dire. Dunque, schiaffetta. Fa schiaffetta, dai. Vecchio gioco, detto anche lo schiaffo del soldato. Era un gruppo di tosi e uno stava sotto e si metteva con la mano così e costava così e possibilmente. E l'altro doveva dare una schiaffetta, uno schiaffetto qua così. Ciao, ma in italiano come si chiama, Susugo? Lo schiaffo del soldato. Si vede che io fa anche i mini. Sì. Qual era il rischio che si correva? Qual era? Che ogni tanto capitava un mando un grande che non c'entrava, qui bocce piccole, con dei man grandi tipo baie, tavolieri, e poi si diceva tutti zitti da e che dava una delle schiaffette che faceva fare 2 o 3 giri al boccia che c'era sotto. Va a trovare, spariva, va a trovarti. Questo era l'unico rischio che si correva. Grazie Luigi per sto sugo, un pochettino violento, ma come non si giocava con niente praticamente, no? Qua è manco, i piedi, esatto. Ieri musetta e un po' invece schiaffetta, siamo sempre sul pericoloso comunque. Invece noi dobbiamo chiamare le nostre inviate speciali, Vanessa e Vanessina, che se andai in un posto veramente particolare. Vanessa, si arriva, dove si? E se stai a Venezia. Ecco, ciao Vanessa, ciao Vanessina. E ne hai portato un souvenir. Un souvenir, molto veramente che originale. Ed sta a Venezia, perché a Venezia sti giorni che è il set della telenovela americana Beautiful. E che c'è un sacco di attori famosi e ora si andrà a vedere come che si svolge. Chi era? Thorne. Che era Brooke. Tanta gente. Come ieri. Questi attori. Bei. Che ti ho visto che era piccola. Come ieri? Tanta gente. E? Bei. Ascolta, ma a Venezia, nell'ambiente veneziano, in sto set, che rumori, cosa avevi sentito? Cosa che ti ho sentito? Vanessina, hai sentito qualcosa? Sì. Cosa che è? Cesco, guarda quanta si asciuga tutto. E il canale, chi ti asciuga il canale? Ma sì, se fuori sto qua è un programma culturale, potremmo andare avanti. Se andiamo avanti con notizie. Per Natale un whisky prezioso. Ecco, queste sono notizie del servizio. Un whisky prezioso. Per via dei regali esclusivi e preziosi, sotto il Salon de Padova si può trovare una bottiglia di whisky. Di whisky che costa 3 milioni e mezzo e neanche da litro, 3/4 praticamente. Ed è stata imbottigliata da Macallan per le nozze di Carlo e Diana, miscellando whisky del 48 e del 61, che sono gli anni di nascita dei sposetti. 3 milioni e mezzo per una bottiglia di whisky. Ma te che ne bevi un giossetto e a volte ti pare di essere un principe. Ma scherzi, ma ascolta, una bella bottiglia, una bella tagliata di Bassan, 15 carte dei miei 2 litri di bottiglia. Te si un perle ai porci così, perle ai porci. Questa invece è una notizia per gli aspiranti ad essere sempre a posto con il proprio look. Allora, cosa si deve fare? Aspiro. La nuova frontiera dello stilista Cavalli, gli occhiali pitonati. Allora, pitoni, zebre, pantere, pieni di fantasia zoologica, lo stilista Roberto Cavalli, che è ultimamente considerato il massimo, the top, the best, a bestia. Nel senso che adesso ha pensato di completare il vestiario con degli accessori un po' particolari e che ha disegnato una serie particolare di occhiali in collaborazione con Marco Ende Longarone. Si tratta di una montatura che
con tocchetti de pe pitonata, no? Sì. Tipo paraocci, dopo i dei pitonetti qua al posto delle stanghette e delle lenti squamate, lo capito? Che te mangia? Per fare sti occhiai, Marco Insi in cerca dei pitoni per tutta quanta la penisola e noi altri di Frego siamo preoccupatissimi per il nostro povero piton, anzi lanciamo un appello per salvare i pitti e i pitoni italiani dalla distruzione. Io vuoi squagliarmi il pitone? Vieni qua caro, vieni qua. Invece noi andiamo subito con le robe vecchie di una volta, la nostra rubrica più seguita. Ecco, anche oggi un altro quiz dove devi indovinare cosa che è questo e soprattutto cosa che serve sta roba qua. Ecco. Questo qua è avuto che non lo sappia, questo qua che metteva dentro... Vanessa ti sento cosa che serve? Questo qua è gamea. Allora chi indovina puoi scrivermi, mandarmi un fax, un'email e noi altri se indovina che manderemo a Maglietta de Frego e la prossima volta è Odiseo. E andiamo con le previsioni della nostra zoologa. Allora, non abbiamo saputo che Vanessa è un'esperta dei animali e grazie agli animali sei in grado di dirmi le previsioni del tempo. Cosa mi dici questa settimana, Vanessa? Pardomani. Quando che il Gaio se lava e rece, dall'indoman piova a secce! Vanessa, lo sa che la musa è trassata ormai che col tempo e il culo e i sioni fa quello che rimaga questo. Ecco qua. E col tempo. Non è che il tempo è funzione, vero? Non si può andare avanti così, gli animali, manderemo fame alla carità. Che bello!